Perché ho capito che esistono queste differenze tra uomini e donne. Al di là degli stereotipi, dei luoghi comuni, esistono delle reali differenze che si vedono nelle piccole cose, no? Nei dettagli. Per esempio, le domande. Quando io faccio una domanda, quando un uomo fa una domanda, è perché vuole una risposta, no? Quando una donna fa una domanda, è perché vuole una conferma. Lei vuole sentire non la tua risposta, ma la sua risposta detta da te. Lei viene da te e dice: amore, che dici? Metto questo vestito bianco o questo nero? Tu ingenuo dici la tua opinione, dici: a me piace più quello nero. Perché a me piace di più quello bianco. Se tu già dici, su che cazzo mo domanda a fare? E quindi, grazie. Quindi si litiga, no? È normale che se ci sono tante differenze si litiga, e il litigio è un altro momento in cui vengono fuori ancora di più queste differenze tra uomini e donne, perché litighiamo in maniera diversa. No, quando un uomo litiga parla dell'argomento presente della discussione. Lei no. Le donne tirano fuori cose di Natale 2005. Roba che tu avevi completamente rimosso, ma lei no. Lei ne mette in un cassettino della memoria, che hanno solo le donne. Questo cassettino noi ci mette queste cose, si chiama cazzate che lui ha fatto e che un giorno potrebbero tornarmi utili. No, mettono là. E nel momento della discussione lei apre questo cassettino e ti fionda addosso tutte queste informazioni che tu avevi completamente rimosso. Perché quella volta a Ischia, perché quella volta a cena con i miei, e tu provi, pure tu vorresti attingere dal tuo cassettino della memoria, ma ti rendi conto che non ti ricordano cazzo. Cioè, tu memorizzi solo cose inutili. Cioè, la mia prima targa della macchina era DP400NY, la capitale della Bulgaria è Sofia, e lei vince questo scontro, per cui tu a un certo punto ti arrendi e dici: guarda, scusami, lo ammetto amore, ho fatto una cazzata. E lei tranquillo, ci mettiamo una pietra sopra. Tornerà. Poi chiaramente il motivo più diffuso di litigi nelle coppie di solito è la gelosia. Allora, la gelosia è quella. Io per esempio ho litigato spesso con una ragazza, per esempio c'aveva fatto una mia ex, che io mettevo i cuori su Instagram alle donne mezze nude. Che io mi chiedo: ma esiste un altro modo di usare Instagram? Cioè, l'hanno inventato per credo, no? Immagino. Però c'era questa mia ragazza che non solo era molto gelosa, era anche molto religiosa. Che c'era una famiglia molto cattolica, e quindi una volta in un litigio del genere io ho detto: scusa, ma dove sta scritto che io non posso neanche guardare le altre ragazze? E lei mi ha detto: sulla Bibbia. Calma, aspetta un attimo, non sapevo di stare con Paolo Brosio. Calma, fermiamoci un attimo. Aveva ragione, veramente, settimo comandamento: non desiderare la donna d'altri. E io là volevo rispondere: però pure tu, quando guardi le pubblicità dei profumi in televisione con i modelli con gli addominali scolpiti, alzi il volume della televisione per guardare meglio gli addominali, pure tu non dovresti. E invece no, perché sulla Bibbia sta scritto: non desiderare la donna d'altro, punto, a capo. Inizia un nuovo comandamento, non è sta scritto non desiderare la donna e o l'uomo, no. Quindi io so, ma perché, scusa, allora la spiegazione che danno dice perché i testi biblici sono stati scritti in un'epoca in cui il patriarcato era fortemente radicato all'interno della società, quindi il ruolo del non è vero, tutto strunzato, non è vero. Dio è atemporale, non conosce il contesto storico, quindi se l'ha scritto ce l'aveva così. Quindi chi mai potrebbe scrivere una serie di divieti riferiti solo agli uomini? Una donna. Quindi forse, io sono arrivato alla conclusione, Dio è donna. Probabilmente. Guarda, non è così assurdo, pensateci, lasciamo stare la religione. In natura si è sempre parlato di madre natura quando si parla di creazione. Mai sentito padre natura? Cioè, perché è la donna, la femmina che crea la vita, quindi ha cresciuto Padre nostro. Cioè, è la donna, la femminilità. Poi i testi biblici parlano chiaro: Dio ha creato il mondo, tutto l'universo in 6 giorni. 6 giorni per creare tutto l'universo. Questo significa che Dio, mentre faceva i mari, progettava pure le montagne, mentre faceva i laghi, faceva pure i fiumi. Uno che fa più cose contemporaneamente può essere solo una femmina. Cioè, noi non ce l'abbiamo nel DNA. Io se leggo e cammino, inciampo, o non capisco il cazzo sto leggendo. È normale, è un fatto di DNA. Poi Dio ha creato delle cose meravigliose. In questi 6 giorni Dio ha creato il Golfo di Napoli, fatemelo dire così che hanno fatto. Ha creato... Dio ha creato delle cose meravigliose. Ogni sera un tramonto con tutte quelle sfumature di colore, con tutte quelle... Dio a senso estetico è un arredatore. Ora, sinceramente, io non so se ci sono coppie tra le due, però chi sceglie le tende del salotto a casa?
lei, a te non te ne fotto, potrebbe essere pure nere, si abbinano coi capelli, va bene, alla fine è una cosa... Cioè, se il mondo l'avesse creato un uomo, le nuvole stavano a terra tipo polvere, che ce ne fotto, poi giochiamo a pallone quando... Cioè, è vero, poi parliamoci chiaro, c'è questa cosa che mi ha sempre insospettito del libero arbitrio. Cioè, Dio ci ha creato liberi, a noi uomini, di scegliere, libero arbitrio. Però, se scegli il bene, vai in paradiso. Se scegli il male, brucerai all'inferno per sempre. È come se Dio avesse detto: uomo, sei libero, scegli. Che dici, bene o male? Tu ingenuo dici, guarda, preferisco il male. Perché a me piaceva di più il bene. Vi ricorda qualcosa? Ora, io la prova definitiva che forse Dio è donna ce l'ho. 2012. Secondo me i Maya ci avevano ragione. Ci doveva essere la fine del mondo. Quest'anno siamo andati molto vicini, devo dire. Doveva esserci però nel 2012, era tutto pronto, gli arcangeli erano tutti schierati, i demoni dell'inferno stavano là, San Pietro ha chiamato e ha detto: Dio, l'Apocalisse, scendi. E Dio: sì, 5 minuti arrivo. E non si è saputo niente più. Grazie.